Amici sportivi, abbiamo il piacere di avere qui con noi questa sera Davide De Guidi, classe 2000, portiere del Villafranca Veronese. Ciao Germano, buonasera a tutti. Ciao Davide, quando hai iniziato a tirare i primi calci al pallone? Allora, io ho iniziato a giocare a calcio all'età di 8 anni nella squadra del mio paese, nel Povegliano. Dove sei cresciuto come settore giovanile? Sono cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas Verona, nel quale ho giocato per 6 anni. Quest'anno hai vinto il campionato con la Juniores Elite del Villafranca, con la miglior difesa del campionato. Che effetto ti fa? Sicuramente fa un grande effetto, una grande soddisfazione, soprattutto per il gruppo, che è un gruppo che se l'è meritato, che ha lavorato bene quest'anno e che ha dimostrato sul campo di essere più forte di tutte le altre squadre. È anche una soddisfazione personale perché quest'anno ho iniziato qui a Villafranca volendo un po' riscattarmi rispetto a un anno abbastanza, diciamo, turbolento passato a Verona l'anno scorso. Perché hai scelto appunto di venire a giocare a Villafranca Veronese? Ho scelto il Villafranca perché mi sembrava e si è confermata la società più seria, più valida, nella quale potevo venire e potevo continuare a migliorarmi. Qual è stata la partita più bella che hai giocato? Allora, la partita più bella che ho giocato è stata contro l'Inter in un torneo di Milano, sempre a Verona. La tua parata più bella? La mia parata più bella appunto è stata in quella partita, sempre contro l'Inter, in seguito a un lancio dalla destra direttamente in area di rigore verso il loro attaccante che si è coordinato bene, ha tirato al volo, io mi sono disteso sulla destra e l'ho deviata. Qual è il tuo punto di forza? Allora io mi reputo un portiere reattivo tra i pali, un portiere molto reattivo. Se ti arrivasse una chiamata da una squadra professionistica, quale sarebbe la tua prima reazione? Allora, sicuramente mi farebbe molto piacere perché comunque andrebbe a confermare il lavoro che sto facendo qui a Villafranca, però penso che non accetterei perché quest'anno ho preso una decisione di venire qui a Villafranca e di staccarmi da quello che è l'ambiente professionistico intrapreso fino all'anno scorso. Quanto è importante il ruolo dei genitori per la tua crescita sia come ragazzo sia come calciatore? Sicuramente il ruolo di genitore è un ruolo fondamentale, più che calcistico, che è una cosa che viene di conseguenza dal punto di vista umano. Infatti devo ringraziare molto i miei genitori perché per i sacrifici che hanno fatto, soprattutto quando giocavo a Verona, quei grandi sacrifici per permettermi di continuare a coltivare la mia passione. Un tuo idolo come portiere? Beh, oltre ovviamente a Gianluigi Buffon, che ormai è un monumento del calcio italiano e di questo ruolo, io sono sempre stato affascinato da Marco Storari. Il compagno di squadra più forte con cui hai giocato? Il compagno di squadra più forte con cui ho giocato è sicuramente Vittorio Vigolo, col quale ho giocato a Verona, appunto, che adesso attualmente gioca nel Milan. In cosa vorresti migliorarti come portiere? Allora, partendo dal presupposto che ho 17 anni, quindi ho ancora molte cose da migliorare, la cosa su cui vorrei lavorare maggiormente sono le uscite. Puoi fare un regalo ad un compagno di squadra, cosa gli regali e a chi? Penso che regalerei una nuova macchina a Eluan, dato che gli serve dopo quello che gli è successo, poverino. L'ultima domanda, cosa ti senti di dire ai compagni di squadra che stanno guardando il video? Un grande in bocca al lupo a tutti quanti, prima squadra Juniores nella quale gioco, e di continuare così con la Juniores. Spero di aggiudicarmi, di fare questo regalo alla squadra, di aggiudicarmi il titolo regionale. Io ti ringrazio Davide e ti faccio un grande in bocca al lupo per uno splendido avvenire e per l'impegno che ci metti durante tutta la settimana e durante le partite. Grazie ancora Davide. Grazie Germano, buonasera a tutti. En este film me toca ser la estrella y tú pasaste de princesa a plebeya.